Buonasera, da Sicilia 24 i nostri titoli del telegiornale. Possibile svolta nelle indagini sull'omicidio di Giuseppe Florio, 2 persone interrogate a Giardini nel Messinese. Gli investigatori seguono la pista dei dissidi personali dopo il ritrovamento del corpo nelle campagne di Castiglione di Sicilia. A Favara, l'ultimo saluto a Gabriele Vaccaro, in migliaia i funerali del 25enne ucciso a Pavia. L'arcivescovo durante la cerimonia lancia un appello contro la violenza giovanile. Abbiamo paura, occorrono più controlli. A Sferracavallo i residenti chiedono più presenza delle forze dell'ordine. Intanto altro raid mafioso contro una barberia. Movida violenta a Menfi, nell'Agrigentino, un 16enne pestato da 4 ragazzi per un accendino negato. 3 del branco sono minorenni. La Regione sospende le procedure per i 13 lotti della spiaggia di Mondello dopo la decisione del CGA sulla concessione in attesa dell'udienza del 14 maggio. Polemica del presidente della Commissione Antimafia Cracolici sul pronunciamento del Consiglio a favore della italo-belga. Mattinata di caos a Catania, un camion fermo per un guasto blocca via Santa Sofia e paralizza per ora il traffico di mezza città. In tilt il tratto dell'ex Tondo Gioeni tra incidenti, mezzi bloccati e manovre azzardate in circonvallazione. Calcio, il Catania si prepara al ritiro a Veronello per l'impegno nei play-off. Ieri chiusa la stagione regolare al secondo posto grazie al pari con l'Atalanta Under 23. Serie C, dopo il Trapani, anche il Siracusa retrocede in Serie D. Pari amaro ieri per le 2 formazioni siciliane che lasciano il calcio professionistico. Bentrovati, e sarebbero vicine a una svolta le indagini sull'omicidio di Giuseppe Florio, l'uomo trovato senza vita a Castiglione di Sicilia. Interrogate 2 persone. Lorena Dolci. È il lenzuolo l'indizio che il delitto è stato compiuto altrove. Giuseppe Florio è stato ucciso brutalmente. Gli assassini si sono accaniti con diversi colpi di martello alla testa e coltellate all'addome e al torace. Dopo il delitto, gli autori del gesto avrebbero caricato il corpo per trasferirlo nella zona di Castiglione di Sicilia, nelle campagne di Mitoggio, dove è stato poi abbandonato e avvolto appunto in lenzuola e sacchi di plastica. Non solo, per depistare ulteriormente le indagini, l'automobile della vittima, una Fiat Panda, è stata data alle fiamme poco lontano. Le indagini potrebbero essere vicino ad una svolta. 2 persone sono state prelevate da via Paladini a Trappitello, zona di residenza anche della vittima, e interrogate nella caserma di Giardini Naxos. Sul movente gli inquirenti sembrano orientarsi verso una pista circoscritta alla sfera personale. Le prime indiscrezioni parlano infatti di dissidi privati, si escludono collegamenti con la criminalità organizzata. Giuseppe Florio, incensurato, era una persona ben conosciuta nel territorio di Taormina, dove si concentrano le indagini degli investigatori. Se venisse confermato che l'omicidio è avvenuto tra Giardini Naxos e Taormina, la gestione del fascicolo passerebbe interamente alla Procura di Messina. Adesso andiamo a Favara, oggi i funerali con migliaia di persone per Gabriele Vaccaro, il 25enne ucciso a Pavia con una coltellata da un 16enne egiziano, poi arrestato. L'ultimo saluto tra applausi e palloncini in cielo. Dall'omelia il richiamo contro la violenza. Sentiamo Davide Sardo. Un lungo applauso, il silenzio carico di dolore, poi i palloncini che si alzano nel cielo. Così l'ultimo saluto a Gabriele Vaccaro, 25enne, ucciso a Pavia da una coltellata tra collo e gola, inferta da un 16enne egiziano per futili motivi, ora arrestato. Migliaia di persone hanno partecipato ai funerali nella chiesa madre, stretti attorno ad una famiglia devastata. Gli amici più cari indossavano una t-shirt con il suo volto e quel numero 2, simbolo della sua passione per il calcio. A officiare la funzione l'arcivescovo Alessandro Damiano, che ha parlato di una lacerazione profonda e di una morte assurda, chiedendo responsabilità e un impegno concreto contro violenza e smarrimento tra i giovani. Un grande dolore che ahimè si iscrive in un susseguirsi di gesti violenti, incomprensibili e inaspettati, che ci rivela
con una vita sociale ripiegata su se stessa. Presenti anche il sindaco di Pavia ed il prefetto di Agrigento Salvatore Caccamo. Una piccola cosa che si poteva fare, da venire qua e testimoniare insomma che Pavia è vicina, che Pavia è solidale, che Pavia ha perso un figlio perché era una persona che è venuta a Pavia per lavorare. Quindi per fare qualcosa di nobile e ha perso la vita, questo non è accettabile. Ci batteremo in tutte le sedi, in tutti i posti dove potremmo ottenere giustizia per Gabriele, ma nessuna violenza, nessuna vendetta. Siamo qua a raccoglierci nel nostro dolore. Un dolore che attraversa 2 città e interroga tutti, un addio che diventa monito, restare umani. E adesso a Palermo, dove i residenti della borgata marinara di Sferracavallo dicono abbiamo paura, occorrono più controlli. Nel luogo appunto c'è stato un altro raid mafioso, dopo quello recente che vi abbiamo mostrato alla vetrina di un ristorante, è arrivata l'azione contro una barberia, ma sentiamo Marco Gullà. Prima i colpi di Kalashnikov alla vetrata del ristorante Il Brigantino, ieri invece la vetrina spaccata di una barberia con la testa di un manichino appesa davanti l'ingresso. Continuano gli atti intimidatori mafiosi nella borgata marinara di Sferracavallo, un raid dopo l'altro, la mafia che vuole marcare il territorio, che continua a mandare messaggi inequivocabili. C'è paura crescente per l'escalation di intimidazioni, i residenti chiedono maggiori controlli. Abbiamo fatto più di una richiesta per avere più sorveglianza nella borgata, ma siamo abbandonati completamente. La cittadinanza di Sferracavallo è completamente abbandonata e spaventata dagli ultimi eventi. Un presidio sarebbe opportuno, ma non ce l'aspettavamo perché Sferracavallo è una zona tranquilla, quindi è una novità. C'è un po' di apprensione, però non siamo nuovi a questi fattori un po' così. Speriamo che tutto vada per il verso giusto. Ieri il sindaco di Palermo Roberto Lagalle e l'assessore alle attività produttive Giuliano Forzinetti hanno incontrato residenti e commercianti di Sferracavallo. Il comune ha inoltre deciso di attivare un'ulteriore misura straordinaria di sostegno economico dedicata alle imprese vittime di intimidazioni, prevedendo lo stanziamento di somme specifiche. E torniamo a parlare di violenza tra i giovani. Andiamo nell'Agrigentino, un sedicenne pestato da 4 ragazzi per un accendino negato. Pensate, un episodio che riaccende l'allarme sullo scontro tra giovanissimi. Il servizio. Un accendino negato, poi la violenza. È bastato questo, un motivo banale per scatenare un brutale pestaggio ai danni di una sedicenne di Menfi nell'Agrigentino. L'aggressione è avvenuta nella notte all'esterno di un locale alla Lido dei Fiori. In 4, 3 minorenni ed un maggiorenne, si sono scagliati contro il ragazzo con calci e pugni fino a rompergli anche gli occhiali. Una violenza improvvisa, sproporzionata, che ha lasciato per terra il giovane. A tentare di fermare il branco è stato un altro avventore del locale, mentre, secondo quanto denunciato dalla madre della vittima, altri presenti sarebbero rimasti a guardare senza intervenire. Provvidenziale la chiamata ai soccorsi. Sul posto carabinieri ed un'ambulanza del 118. Il sedicenne è stato trasportato all'ospedale di Sciacca. I medici hanno riscontrato contusioni, escoriazioni, lividi e la frattura di un dito. La prognosi è di 20 giorni. Un episodio grave che riaccende l'allarme sul fronte della violenza giovanile nel territorio. Solo lo scorso agosto a Portopalo di Menfi una rissa tra 9 ragazzi si era conclusa con un accoltellamento, anche in quel caso per futili motivi. Sul nuovo episodio interviene il sindaco di Menfi, Clemente, che chiama in causa le famiglie degli aggressori. Serve responsabilità, dice, per evitare che simili episodi si ripetano. Un appello che arriva dopo l'ennesima notte di violenza. Adesso alla vicenda delle concessioni della spiaggia di Mondello alla italo-belga. È recente la decisione del CGA, del Consiglio di Giustizia Amministrativa, che ha praticamente restituito la concessione nelle mani delle italo-belga. Si deve attendere l'udienza del 14 maggio. In attesa di quella, la Regione ha sospeso le procedure per i 13 lotti della spiaggia, appunto, della località del Palermitano.
Ermitano, mentre tuona il presidente regionale antimafia. Sentiamo Desiree Ferlito. La Regione ha sospeso le procedure per l'assegnazione dei 13 lotti della spiaggia di Mondello. La decisione segue il pronunciamento del Consiglio di Giustizia Amministrativa, che ha accolto la richiesta di sospensiva avanzata dalla società italo-belga contro la sentenza del TAR che aveva revocato la concessione all'azienda. Il provvedimento è del dirigente generale dell'ambiente Calogero Beninghelli. Ricordiamo che il prossimo 14 maggio è fissata la Camera di Consiglio collegiale per la decisione sul merito. Nel caso in cui l'esito dovesse essere favorevole alla Regione, l'assessorato guidato da Giusy Savarino riaprirà alle domande per l'assegnazione dei lotti prolungando i termini. La Regione inoltre, per assicurare l'individuazione in tempo utile dei gestori delle spiagge di Mondello, ha chiesto al CGA, attraverso l'Avvocatura dello Stato, la revoca delle misure cautelari che ha portato alla sospensione dei bandi. Sorpreso e stupito per il pronunciamento del Consiglio di Giustizia Amministrativa il presidente della Commissione regionale antimafia Antonello Cracolici, che con parole dure ha messo in discussione non solo la motivazione dell'ordinanza legata al rischio per l'ordine pubblico, ma anche l'impostazione stessa del provvedimento, definendolo poco comprensibile e molto discutibile. È una lettera anonima dal contenuto ingiurioso e violento e oltretutto minatorio è stata recapitata al sindaco di Adrano, siamo nel catanese, Fabio Mancuso, nella sua abitazione privata. Lo rende noto il Movimento per l'Autonomia Grande Sicilia. Il primo cittadino replica con una nota nella quale si legge: la sfera privata e la famiglia restano fuori dalla contesa politica, si tratta di un confine non negoziabile. Adesso a Catania sono state ore, se non praticamente un'intera mattinata, molto complicata per tutti gli automobilisti a causa del blocco di un autoarticolato in avaria su un tratto della circonvallazione cittadina. Si è completamente paralizzato il traffico, inizialmente sulla circonvallazione, poi praticamente in mezza città. Eva Spampinato. Sono nera, devo essere al lavoro 2 ore fa. Lei cosa ha perso questa mattina? Lavoro, scuola, analisi? Lavoro, aspettano me per giunta, è una vecchietta che ha bisogno. Un lunedì da incubo per gli automobilisti catanesi bloccati per ore nel traffico a causa di un auto articolato in avaria fermo al centro della carreggiata dalle 7:30 del mattino in via Santa Sofia, che ha letteralmente paralizzato la circolazione. La prima arteria a subire le conseguenze è stata la circonvallazione e man mano che passavano i minuti la paralisi si è estesa al resto della città. Dalle 8:30 che sono in macchina, da Gravina io scendo. Solo l'intervento della Polizia Municipale ha consentito di avviare le operazioni di rimozione del mezzo, ma dopo 3 ore dall'accaduto gli automobilisti erano ancora qui. Da quanto tempo siete in fila? 3 ore. 2, dai. Situazione ancora più critica nella zona del Tondo Geni, dove un'ambulanza è rimasta bloccata a lungo nel caos prima di riuscire a proseguire. Intorno alle 10 nuovi disagi, auto in panne e un tamponamento hanno alimentato un ingorgo già pesante. Io dalle 8 che sto facendo la fine, non ce la faccio più. Stando in macchina dalle 8 del mattino per 2 ore, poi gli animi si surriscaldano, si perde un po' la testa. Un pochettino sì, soprattutto che dalle 5:30 che sono alzato. E ancora non è riuscito ad arrivare? Ancora devo arrivare al policlinico e ancora sono qua. Non sono mancati comportamenti creativi ma pericolosi. Alcuni automobilisti, nel tentativo di sfuggire alla coda, hanno invertito la marcia attraversando le aiuole spartitraffico. E così, ancora una volta, la circonvallazione si conferma una certezza tutta catanese. Sai quando entri, ma in caso di imprevisti non sai quando ne uscirai vivo. Ci fermiamo e torneremo tra poco per mostrarvi quelle che sono tutte le difficoltà per riuscire ad ottenere, come vorrebbe il primo cittadino di Catania, una città con vista mare. A tra poco. Seconda parte di Sicilia 24, il litorale catanese tra divieti, cancelli, cantieri. Il sindaco trentino auspica una città con vista mare, ma burocrazia e ostacoli frenano i progetti di rilancio. Tonino De Mana. È
un accesso al mare tra cancelli, cantieri e divieti. Con meno solarium quest'anno non ci saranno le piattaforme ad Ognina e Piazza Europa, in questo caso per un contenzioso giudiziario per la presenza di uno scarico fognario, e più propositi, come quelli del sindaco Trantino che auspica una città con vista mare. Tante le idee che spesso si scontrano con la burocrazia, visto che per alcuni progetti sono coinvolti diversi enti, comune, regione, capitaneria di porto e ferrovie dello Stato. A rallentare tutto si è messo anche il ciclone Harry, che ha devastato e in parte modificato la morfologia del litorale catanese. Mentre sono in corso i lavori di rigenerazione urbana del lungomare tra Piazza Battiato e Ognina, si attendono novità da Piazza Tricolore, dove l'enorme voragine attende il suo destino. Anche qui, come in Piazza Battiato, mostriamo e documentiamo persone in aree interdette. E i controlli? Trantino vorrebbe eliminare il cemento da Piazza Tricolore e valorizzare la spiaggetta sottostante, ma prima di realizzare l'ipotetico passaggio e la scaletta bisognerà mettere in sicurezza l'area. E che dire della spiaggetta del Caito nei pressi dell'inaccessibile Porto Rossi, che il sindaco vorrebbe consegnare ai catanesi? Vorrebbe, ma quando? Intanto, con l'estate alle porte, bisogna prendere atto che il mare, in alcuni casi, si può solo guardare. Questo mare non si vede. Ha ragione che il mare non si vede, ma purtroppo i problemi che ci sono stati con gli ultimi eventi meteorologici chiaramente hanno un po' scombussolato la situazione. In questo momento io, piuttosto che una città vista mare, vedo una città vista cantiere. Da dove viene? Dall'Australia. Esattamente da dove? Geelong, che è un'ora di strada di Melbourne. Lei vorrebbe vedere il mare, ma? Lo vedo ma non lo posso toccare. Mare bello ed impossibile, come canta Gianna Nannini. E adesso ci occupiamo di prevenzione oncologica grazie alla medicina di precisione che con test genetici riesce ad anticipare il progredire della malattia. Un nuovo modo di intercettare possibili tumori. Marco Gullà. La prevenzione al centro di tutto. Questa mattina a Palazzo Steli a Palermo l'ASP ha sottoscritto un accordo di collaborazione scientifica e tecnologica con la Fondazione Illitalia, finalizzato allo sviluppo di modelli innovativi per la previsione, la diagnosi e il trattamento personalizzato delle patologie oncologiche. Una campagna dal nome Providenzia per la promozione della salute che, grazie alla medicina di precisione, non è più una reazione alla malattia, ma capacità di anticiparla. Un nuovo modo per neutralizzare le malattie oncologiche. Partire da soggetti sani, dalla prevenzione, cercando di indagare il proprio DNA, il proprio genoma, senza avere paura appunto di queste indagini, per poter, come dice oggi la campagna, avere la provvidenza, cioè arrivare ancora prima che si possa manifestare, diciamo, la patologia. Noi tentiamo di portare invece il paradigma di una medicina ritagliata sul singolo soggetto. Voi capite che tutto questo implica studi di carattere genomico, quindi studio del DNA, per cercare di individuare la malattia in fasi completamente precoci. Tra gli obiettivi principali figurano lo sviluppo di programmi per la predizione del rischio oncologico nella popolazione. La prevenzione è fondamentale non soltanto per questo tipo di malattie, lo è fondamentale assolutamente per tutto l'immaginario che noi culturalmente non abbiamo costruito in questi anni, e quindi la necessità di trasformare quella che è una sanità ospedalocentrica a una sanità di prossimità. I test genetici permettono inoltre di individuare in anticipo il rischio di sviluppare determinate patologie, in particolare oncologiche, e di costruire percorsi personalizzati per ogni cittadino. Adesso un'altra pausa, poi torneremo con il calcio, ci occuperemo intanto del Catania che andrà presto in ritiro per preparare i play-off. A tra poco. Siamo al calcio, qualche giorno di riposo per il Catania che ieri ha conquistato il secondo posto in classifica, e questi giorni di riposo, dicevamo, prima di partire per il ritiro di Veronello, dove i calciatori prepareranno i play-off che arriveranno insomma dopo metà maggio. Sentiamo Marco Carli. Il gol di Caturano nel recupero contro l'Atalanta Under 23 ha chiuso la stagione regolare e ha dato il via a 3 settimane importanti per il Catania. 3 settimane per ritemprarsi, per recuperare gli infortunati, per lavorare. Torniamo mercoledì pomeriggio e poi martedì andremo in ritiro, perché c'è bisogno di concentrarci bene, di lavorare bene.
A Veronello un lavoro di una settimana, partenza il 4 maggio, inizio il 5, nel periodo di preparazione anche qualche amichevole. Il tutto per arrivare al meglio ai playoff, i cui sorteggi per il secondo turno saranno il 14. Tema infortunati, per Miceli e Donnarumma si è trattato più di precauzione, gli altri lavorano per i playoff, da valutare Corbari per la prima partita, così come vanno verificate le condizioni di Lunetta, uscito per un risentimento all'adduttore, e di Ditacchio, non al meglio ma comunque in campo per qualche minuto. La partita è stata in chiaroscuro come molte dell'ultimo periodo. Buon approccio, qualche occasione e poi meglio l'avversario. Il gol di Ghislandi per portare in vantaggio l'Atalanta. Il finale all'arrembaggio con la rete di Caturano, fortemente voluta da tutti e giustamente festeggiata. Un bel segnale. So quanto ancora posso dare sia al Catania che al calcio, quindi io cerco di fare il massimo come sono entrato oggi in campo. Caturano attendeva il gol da Monopoli, era gennaio e il Catania in quel momento volava. Magari la rete contro l'Atalanta potrà servire anche a chiudere 3 mesi difficili per i rossazzurri. Se sarà così, lo scopriremo dal 17 maggio. E ben altre immagini sono quelle legate a Trapani e Siracusa. È finita ieri 2-2 tra le due siciliane che però tornano in Serie D entrambe. Sentiamo. Dopo il Trapani anche il Siracusa in Serie D. La squadra di Turati non va oltre il pari al provinciale in una partita che doveva vincere per sperare di disputare i play-out, pur sapendo che il successo non le sarebbe bastato senza concomitanti risultati a lei favorevoli di Foggia e Giuliano. Ed invece è finita 2-2, anche se per 70 minuti ha giocato contro un Trapani ridotto in 10 per l'espulsione di Cozzoli al 25esimo. Il colpo di testa vincente di Di Paolo al 35esimo su cross di Valente sembrava avesse indirizzato la partita sui canali favorevoli alla squadra di Turati, che al 15esimo della ripresa si faceva però sorprendere su una perentoria incursione di Wilkeman che consentiva a Stauciuk di spingere la palla in rete sulla respinta di Farroni. 3 minuti dopo l'ottimo Galeotti abbassava la saracinesca sui tiri di Cancellieri e Di Paolo e il Trapani, ultimo sì ma non per orgoglio, si portava addirittura in vantaggio al 31esimo con Napolitano. Il Siracusa a questo punto si sgonfiava, trovava comunque con sbaffo al 35esimo la rete del 2-2, ma buono solo per le statistiche, non per la storia che vede entrambe le siciliane retrocesse in Serie D, anche se il Trapani spera ancora di avere restituiti dei punti dalla giustizia sportiva. Non ci sono altre notizie, il nostro telegiornale finisce qui. A tutti voi grazie per averci seguito, buona serata.